Agli arresti domiciliari per spaccio di droga, un 51enne di Mira non ha fatto che vessare e percuotere i suoi familiari. Una situazione che i figli e la compagna non sono mai stati in grado di denunciare, ma che è stata notata dai carabinieri di Mira durante alcuni controlli effettuati per verificare che l'uomo rispettasse le restrizioni impostegli. Durante i controlli, infatti, i militari avevano colto chiari segnali di disagio e prostrazione della compagna dell'uomo e dei figli, ma visto che non dicevano nulla, proprio partendo da questi segnali, i carabinieri hanno conquistato prima la fiducia dei ragazzi, poi quella della donna. Ne è uscito un quadro di violenza domestica insostenibile, tra percosse continue e umiliazioni all'interno delle mura casalinghe. Raccolti indizi sufficienti e delineato un quadro chiaro, i militari hanno informato il magistrato di sorveglianza che sulla base delle ultime disposizioni sui casi di maltrattamenti e compresa la gravità della situazione ha permesso di far arrestare il 51enne, portato direttamente nel carcere di Santa Maria Maggiore dove sconterà il resto della pena.